Qui non c'è stato scavo. Quando sono stati fatti i restauri, sia degli anni 50 che degli inizi degli anni 80, fine anni 70, non c'era un archeologo. Quindi quando è stata trovata l'abside, non c'era un archeologo che leggesse il terreno. Queste arcate sono di due cappelloni che sono stati fatti tra il 700 e l'800, sfondando la parete della chiesa. Poi negli anni 50 del Novecento hanno tamponato tutto e li hanno demoliti. C'è una vatta lì. Sì. E quindi è stato ricostruito in gran parte tutto il muro, parte di questo muro dove c'era una grande finestra che è stata tamponata e parte dei finestri. Ma perché è stato buttato giù? Che cosa? La chiesa? No, la chiesa stava crollando perché aveva le volte in muratura, erano proprio volte, non così, e stava crollando tutto. Quindi la prima lettera, mi pare che sia del 1906, fino agli anni 50, c'è stata una richiesta continua alla soprintendenza, al Ministero, di intervenire perché stava venendo giù tutto. Allora sono state demolite tutte le parti aggiunte, le due cappelle. E tutte quelle nicchie che c'erano? È stato tolto tutto quello che era stato aggiunto, in modo da riportare la chiesa a quella che poteva essere il suo aspetto originale. Era così bella. Ma lei le cappelle immagino non le abbia conosciute? Sì, come no? Le ha conosciute? Io sono vecchia, quindi sono una delle più vecchie qui dentro, credo. Comunque lì c'erano proprio delle nicchie con tutti i santi, sia da una parte che dall'altra. Qui c'era Santa Barbara, qui c'era Sant'Anna e Sacro Cuore, giusto? Sant'Anna? Sì, Sant'Anna era lì, poi di fronte c'era forse Sacro Cuore era più qua, però ricordo pochissimo. Io in quel periodo non so niente, non era arrivato neanche mio padre a Torino ancora. C'era una cappella di Sant'Anna? Qui, Deus del 39. non si è manco piace di mano, quindi. Sì, ho capito, però qui c'era Sant'Anna, qui c'era Sant'Anna. Sì, c'era il Sacro Cuore, qui c'è tutta la fondamenta che era pronto per mettere il cristallo e poi hanno coperto tutto. C'erano anche le lampade messe. Qui non è venuto nessun archeologo. Il vuoto è quello di Valle di Fiero sotto. Addirittura. No, sa che dice comunque vuoto. Nella parte dell'abside. Però era già tutto pulito, anche messe le luci, anche i faretti. E poi hanno chiuso. Qui hanno chiuso tutto e basta. È un peccato perché qui c'erano le prime fondamenta cioè era il primo. Si è fatto uno scavo senza che ci fosse archeologia, senza un archeologo, E quindi senza potevano farlo, chiudere le decisioni per poi, evitare controlli diversi. anche È se stato chiuso ci fosse stato l'archeologo, la competenza per i pavimenti e per le murature è della soprintendenza ai monumenti, come si chiamava allora, e non della soprintendenza archeologica, cioè è la soprintendenza che si chiamava prima ai monumenti, adesso si chiama i beni artistici, architettonici, storici, demo-etno-antropologici. Ma le decisioni che possono prendere i colleghi ingegneri sono basate su considerazioni diverse da quelle che può fare un archeologo. Un archeologo tende a far vedere tutto, a mettere tutto insieme, e l'ingegnere o l'architetto tende a rendere funzionale un ambiente come una chiesa, quindi molti hanno rinunciato a mettere vetri, per esempio, su un'area scavata, anche in tempi più recenti, perché distoglieva dal seguire le funzioni, cioè uno si trovava a camminare sul vetro concentrando l'attenzione
più sul fatto di quello che aveva sotto o di non cadere o dell'impressione visiva che dà, piuttosto che la funzione che doveva svolgere nella Chiesa, no? Quindi ci sono considerazioni diverse, altre sono considerazioni di carattere strutturale, nel quale, come prima, non posso entrare io, né poteva entrare il mio ufficio quando ero in soprintendenza archeologica. Però sono decisioni che qualcuno deve pur prendere. Poi ci saranno le motivazioni per ogni cosa. Se lei mi chiede perché ho aperto o chiuso una tomba, le rispondo io perché fa parte del mio lavoro, ma se mi chiede perché non è stato messo il vetro qui, non sono in grado di dirglielo. Infatti per un periodo abbiamo camminato sopra il tavolone. Certo, anche Per evitare di bloccare la queste sono devastanti, tant'è che proprio la soprintendenza aveva imposto che nelle parti aggiunte o modificate venisse messa la data, è 1955. È iniziata nel 54 che noi abbiamo. Vede? E lì c'è l'altra iscrizione, è scritta come si faceva nel piccolo, Ecclesia e Ceppa Est, quindi anche qui, ma era stata una indicazione precisa del soprintendente di quel momento, il soprintendente ingegnere architetto, che aveva, e anche del Ministero, perché qui c'è stata una commissione ministeriale, dopo che sono finiti i lavori, per vedere che tutto fosse stato fatto regolarmente, perché è stato fatto con finanziamenti ministeriali. E quindi c'è una relazione degli ispettori in cui dicono che è stato fatto tutto bene, magari danno qualche consiglio per piccole cose, per piccole modifiche, ma nei documenti risulta questo del restauro e della disposizione di inserire le date nei punti restaurati.